lo stupore, idea dei nostri amici del pop, è opera di un artista dell'Excu. Altre cose poetiche nelle mani di ragazzi che credono nel recupero, nel riciclaggio, nel dare un contributo artistico e poetico anche alle cose più materiali, come una bicicletta, visto che stiamo parlando di bici nuragica. Le vedete qua esposte un po' casualmente, la bicicletta vicino a Sonia, l'altra arrampicata sugli scalini, quest'altra verde che ha il sellino un po' rovinato, questa va risistemata. Queste cose sono state recuperate dal cassonetto, un po' come dovrebbe essere fatto per tante cose, tanti attrezzi, tante cose inutili, che si considerano inutili, avanzi della nostra civiltà, che noi stessi come pezzi di cose avanzate continuiamo a buttare, e gli è stata data una nuova vita. Non sono comode e utilizzabili come quelle che hanno i nostri amici nuragici, però sono biciclette che contengono intanto un'idea, che è quella di rinnovarsi e di riciclare, e poi soprattutto c'è l'opera di un ragazzo giovanissimo che si chiama Alessandro Mamia, uno di quelli che crede ancora che con l'arte si possa sopravvivere e dare nuova vita alle cose e alle persone. Lui fa questi lavori. Se avete delle biciclette vecchie che stavate pensando di buttare, non buttatele, contattateci, contattate l'Excu, contattate me, date nuova vita alle cose, perché ognuna di quelle biciclette è un nuovo movimento, permette di fare nuovi viaggi, nuovi incontri, è una nuova vita e racconterà qualcosa di poetico, come stanno facendo i nostri amici e come fanno i ragazzi dell'Excu. Sosteniamoli. E la poesia continua a piovere dagli alberi. Chissà, forse mi sono dilungato troppo e il mio amico si è distratto, ma basta un gesto. Hai mai ascoltato il suono del mare? Il rumore della pioggia che cade sulla terra? Il dolce tocco di un petalo di rosa sulle labbra? La sponda dei miei anni che ricopre la scorza della mia pelle? Lascio levigare la mia chiglia, naufrago senza terra e senza porto, e mi lascio rimare dalle onde di questo mare che assapora, salmastro gusto d'immensità. Ho sentito la pioggia che mi scivolava addosso, la sua freschezza, la sua purezza, che mi distillava il tempo che cova nelle mie ossa, e inizio a scorgere un senso di leggerezza. Ho sentito la pioggia che cadeva tra gli alberi, nel folto della foresta del mio animo. Finirò mai il viaggio che ho intrapreso? Ho sentito la grandezza degli alberi alti, con cui ho giocato. I più vecchi mi hanno dato rifugio e mi hanno insegnato